Aggredito a colpi di badile fino a lasciarlo quasi in fin di vita, la sua colpa, quella di voler vedere la madre. Una lite familiare che poteva finire in tragedia, quella avvenuta in un'abitazione di via Stavellona per Numia. Giacomo Dardengo, 38enne di Monselice, è stato picchiato e preso a badilate dal convivente della madre, il 46enne Mirko Geccele, e dal suo amico Fausto Binato, di 69 anni, che da qualche tempo viveva lì. Le urla dell'uomo sono state udite dai vicini di casa, che hanno allertato i carabinieri, che sono subito corsi sul posto. Le prime evidenze ci dicono di una lite degenerata, di un rapporto familiare, amicale, già da tempo conflittuale, che ha avuto questi esiti tragici e quindi rispetto al quale insomma, siamo intervenuti fortunatamente in tempo prima che potessero esserci ancora più gravi conseguenze. Arrivati nell'abitazione hanno trovato il 38enne privo di coscienza, soccorso dalla madre, il viso, una maschera di sangue. Portato in ospedale, i medici gli hanno riscontrato ferite alla testa, al volto e numerose costole rotte. Nel giardino dell'abitazione i carabinieri hanno anche ritrovato un badile con il manico spezzato. Dopo aver raccolto le testimonianze dei vicini e della madre del 38enne, il convivente e il suo amico, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio in concorso. In casa i rapporti erano tesi da tempo, frequenti le liti perché Giacomo Dardengo voleva fare visita alla madre. Un contesto difficile, un contesto problematico che però siamo riusciti a sviscerare grazie come sempre alla capacità dei nostri comandanti di stazione, in particolare della stazione di Monselice.